Buongiorno a tutti, sono Nicola Freddo della Direzione CT della Regione del Veneto e siamo qui a distanza di 2 anni dall'uscita della nuova MyExtranet per parlarvi di alcune novità che abbiamo introdotto nel corso di questi ultimi mesi, in particolare sulla pagina dei prodotti. Eh, Preparato delle slide che poi vi condivideremo su MyExtranet assieme anche al video che stiamo registrando del webinar, quindi per chi volesse può essere diciamo rivisto a tutti anche i partecipanti. Forse non abbiamo scritto nell'avviso, verrà anche rilasciato un attestato di partecipazione che potrete utilizzare per il vostro censimento, insomma, delle partecipazioni. Condivido le slide e cominciamo. Ok. Confermate, Federica, che si vedono, che si vede la condivisione. Sì, sì, si vede tutto. Sì, allora nella giornata di oggi insomma, ci sarà la presentazione da parte mia delle novità sulla MyExtranet, poi ci sarà il mio collaboratore Fortunato Giannuzzi che parlerà della guida che abbiamo fatto a supporto per il RAP, per il referente attivazione dei prodotti regionali, e sono anche con me Dianci, Antonio Maria Selmi e Sefora Garbossa che ci aiuteranno anche nella fase alcuni diciamo, questionari a cui vi sottoporremo per chiedere come vedete le funzionalità che abbiamo rilasciato e quali sono eventualmente esigenze in futuro, così iniziamo anche a coinvolgervi nello sviluppo e nelle funzionalità di MyExtranet. MyExtranet, come sapete, è un portale che è stato messo a disposizione della Regione per tutti gli enti locali per promuovere lo sviluppo della transizione digitale nella Regione del Veneto, e su questo portale è possibile sia trovare informazioni di carattere generale su i temi della trasformazione digitale, tutti gli webinar e gli incontri che facciamo come Regione del Veneto, ehm, la possibilità in particolare anche di attivare i prodotti regionali, ed è insomma quello che a voi interessa di più. La regione, vabbè, penso che conoscete l'indirizzo perché l'avete sicuramente utilizzato per collaborare e partecipare agli eventi, e diciamo l'area che interessa a voi è l'area privata, dove è possibile, oltre che gestire le proprie collaborazioni, anche tutte le attività del RAP. Ehm, Come vi dicevo, fino al 2023 avevamo una versione di MyExtranet, questa è la versione nuova, e dopo, e quindi anche l'area privata e comunque l'area dove il RAP poteva gestire i prodotti regionali è cambiata e insomma, si è adeguata anche al MyPortal. Usiamo MyPortal come sistema di CMS, e quindi insomma, abbiamo attivato tutte le modifiche necessarie. Prima di diciamo, proporvi le novità, vi chiediamo di rispondere a alcune domande che adesso Sephora vi illustrerà. Intanto, Federica, se vuoi far partire il sondaggio, i presenti possono rispondere. Prego, Sephora. Buongiorno a tutti, sono Sefora Garbossa, collaboratrice di ANCI, mi occupo di transizione digitale. Adesso verrà mandato il primo sondaggio per la parte della qualità. Le domande sono: quante volte usi il portale MyExtranet? E vi è la risposta multipla. Dopodiché la seconda domanda: quali sono i motivi per cui utilizzi maggiormente MyExtranet? La terza domanda: le informazioni presenti sul portale sono facilmente raggiungibili con Google? La quarta domanda: il ruolo e i compiti del RAP sono facili e facilmente eseguibili?
L'ultima domanda, hai consultato la guida utente o il manuale del RAP? Grazie Sephora, vedo che le persone stanno partecipando. Se non vi è comparso il questionario, lo dovreste vedere anche sotto la voce altro. Adesso attendiamo un attimo, insomma, il 50% dei presenti ha già risposto. Vediamo il tempo, un altro po' di secondi per rispondere. Le domande sono abbastanza semplici, insomma, non credo che porti via tanto tempo. È una cosa importante perché ci permette, insomma, di capire come usate il portale, insomma, e quanto lo soddisfa, insomma, le vostre esigenze. Ok, adesso vedo che alcune domande hanno già risposto il 100%, quindi, insomma, abbiamo risultato dei buoni numeri e direi che possiamo terminare il sondaggio. Ok, condividiamo anche i risultati. E dovreste vedere a schermo le percentuali, insomma noi poi raccoglieremo i dati, la maggior parte insomma frequenta più volte al mese, insomma non così frequente, ma poi lo vediamo anche dalla nostra analisi con MyPortal e la maggior parte insomma lo usa per consultare 20 prodotti. E, va bene, insomma, sembra anche insomma, che si trovino le informazioni e quindi è una cosa che ci fa piacere. Interrompo la condivisione del sondaggio e passiamo alle altre informazioni. E come vi dicevo, insomma, l'incontro di oggi è quello per spiegarvi quali sono gli aggiornamenti e le novità che abbiamo introdotto. In particolare sul RAP abbiamo la possibilità di gestire la propria revoca e poi nella gestione dei prodotti abbiamo introdotto i raggruppamenti, le visioni ad elenco o a card, il download dell'elenco di operatori, i ruoli per prodotto, la gestione della modifica degli operatori, le dipendenze tra prodotti e la disattivazione del prodotto. I motivi che ci hanno portato a fare queste modifiche sono anche da richieste che sono arrivate da parte vostra. La prima, diciamo, che vi interessa direttamente è la revoca del RAP. Attualmente un RAP, quando abilitato, vede il proprio comune. eh, Se viene disabilitato, diciamo, vede l'iconetta grigia che non fa più cioè che non è più RAP, oppure se per caso la richiesta non è andata a buon fine, trovate non confermato. Nel caso dei comuni in cui siete abilitati, è possibile chiedere la revoca. La revoca è soltanto in alcuni casi particolari, cioè o gli enti sono stati soppressi, fusi e quindi per qualche motivo è rimasto il vostro comune, non siete ancora non è ancora stato tolto, oppure non siete più RAP, avete cambiato ente o qualcuno che dopo è andato in pensione e che l'ente principale non ha ancora previsto la sostituzione del RAP. Giustamente non fa piacere essere indicati come responsabili un ente in cui non si fa più parte, e in quel caso voi potete fare una richiesta di revoca. Ehm, Viene gestita poi verrà, il sistema manda una notifica e il back office, quindi le persone che lavorano poi negli uffici della Regione del Veneto gestiranno la richiesta. Eh, Normalmente la revoca andrà a buon fine nel momento in cui anche dall'altra parte il comune che verrà avvisato verrà invitato a individuare un altro RAP e appena hanno fatto la domanda verrà anche la parte vostra, insomma vi troverete la revoca. La revoca fa sparire sostanzialmente la scheda del comune, quindi non troverete più quel comune se non vi è più non è più di vostro interesse.
Può succedere anche che molti sono stati nominati RAP per più enti e poi le convenzioni o le collaborazioni sono terminate, quindi anche in questi casi vale lo stessa modalità. Ehm, la seconda, avevamo detto, sono raggruppamenti di prodotti attivabili. La- Questa è stata una modifica necessaria perché il numero di prodotti pubblicati su MyExtranet sta aumentando in numero considerevole, arriveremo anche a più di 60 prodotti, soprattutto perché ci sono tutti i prodotti legati LED, ma anche se voi guardate l'area personale del cittadino piuttosto che il portale informativo, hanno diverse versioni, c'è quella per i comuni, c'è quella per le scuole, quindi ci sono molte varianti, molte versioni. In questo caso vi trovate una schermata riassuntiva che vi dice intanto se avete quali sono i moduli attivi che avete, se avete delle attività in corso o se MyD, per esempio, ha un modulo solo, ma nel caso del portale informativo dei LED ci sono 30 moduli. In questo caso voi vedete se ne avete attivi 1, 2 o 5 e quindi magari siete anche incuriositi a capire quali sono gli altri 30 e quindi eventualmente attivarli. Ehm, Proprio perché sono numerosi, abbiamo optato anche per una visione diversa dei moduli, potete scegliere usando l'elenco o diciamo la griglia, la visualizzazione che vi può insomma, anche in questo caso essere utile. Nel caso della griglia di card, avete anche delle descrizioni un po' più dettagliate. Questo invece, quello del download dell'eco operatore è un'altra delle richieste che possono essere utili al RAP. Molte volte ci chiedono quali sono tutti gli utenti attivi. In questo momento si poteva fare solo un copia e un incolla. Nel caso vostro, magari dovete comunicarli a altri colleghi. eh, s- il tasto utenti attivi vi scarica un CSV quindi potete poi importarlo in Excel o in LibreOffice e avrete tutti gli utenti con i loro dati e i ruoli che rivestono e quindi può anche essere utile anche come archiviazione vostra per avere diciamo, una, un documento che rileva tutti gli utenti che avete attivato. L'altra è la possibilità anche eh, che abbiamo introdotto è stata quella di visualizzare i ruoli a seconda del prodotto e additarli ai casi specifici. Attualmente voi vi trovate il referente del prodotto, l'amministrazione del prodotto e l'operatore del prodotto erano presenti su tutti i prodotti, indifferentemente che fossero MyPorta, MyD, ma ad esempio su MyD è sufficiente indicare il referente di prodotto, mentre in MyPortal, se volete anche indicare l'amministratore e gli operatori, avete bisogno anche di quelle schermate e quindi li abbiamo adeguati. Ehm, Inoltre, il referente di prodotto è un'indicazione obbligatoria e quindi quando farete le richieste non potrete andare avanti nella procedura se non indicate un referente del prodotto. Stiamo predisponendo anche delle descrizioni, il sistema già è adeguato, dobbiamo soltanto diciamo, redigerle e poi pubblicarle, dove vi spieghiamo cosa vuol dire referente del prodotto, amministrazione del prodotto, operatore del prodotto, perché molte volte a seconda del se è MyPortal, VV Veneto, scusate, VV o MyPay, i ruoli non sono diversi, per cui mentre il referente di prodotto è diciamo, per noi la persona che ha conoscenza di dominio, l'amministratore del prodotto è l'amministratore, nel caso di MyPortal è l'amministratore del portale, nel caso dell'operatore del prodotto invece può essere redattore, in MyPay essere MyPay, MyPivot e così via. Ho visto una mano alzata, ma voi non avete
possibilità di parlare, la versione che sto illustrando è già in produzione. Quindi quello che vedete, se voi entrate col vostro profilo in MyExtranet il RAP, troverete esattamente quello che vi stiamo illustrando adesso. Se, quindi spero di aver chiarito anche questo passaggio. Quindi quello che vi facciamo vedere è già in produzione. Ehm, Sull'inserimento degli operatori, anche qui abbiamo predisposto un nuovo diciamo, una nuova funzionalità, diciamo, abbiamo perfezionato la funzionalità esistente. Precedentemente era possibile sia cercare per utenti in anagrafica e codice fiscale che inserire manualmente i dati, però diciamo, erano anche insomma, un po' poco funzionali. Quindi adesso abbiamo privilegiato la ricerca per utenti in anagrafica. Se voi avete il codice fiscale lo inserite, vedete solo i codici fiscali dei vostri enti li aggiungete, non avete altre necessità. Invece se l'utente non è censito in anagrafica, vuol dire non è un utente di MyExtranet, lo potete inserire manualmente i dati. In questo caso abbiamo chiesto che il RAP dichiari di avere l'autorizzazione a gestire i dati di chi inserisce. Naturalmente voi state facendo un'attività di inserimento dati dei vostri colleghi e, come sapete, per privacy vuol dire che siete, diciamo, autorizzati a gestire i dati, avere il dato, il nome, il codice fiscale, se ce l'avete, vi prendete, insomma, siete responsabili dei dati che inserite, insomma, che sono veri e che non sono, e che siete autorizzati a utilizzarli. Quando inserite i nominativi dei vostri collaboratori, abbiamo anche aggiunto che l'utente riceve un messaggio in modo che sappiano che sono diventati operatori di quel prodotto, insomma, sono stati inseriti nella richiesta di diventare operatore del prodotto MyPay piuttosto che di MyPortal. L'abilitazione verrà poi fatta dal back office degli uffici regionali e gli operatori riceveranno un ulteriore, insomma, contatto o notifica in cui diranno quando effettivamente sono stati abilitati. Questo serve da un lato per gli utenti per essere consapevoli che sono stati nominati operatori di un prodotto, dall'altro anche per chiedergli di registrarsi a MyExtranet, così i dati possono essere aggiornati direttamente da loro. Supponiamo che ci fosse anche un errore di battitura o vogliono cambiare le mail e il numero di telefono che sono stati inseriti dal collega. Se sono utenti registrati lo possono gestire dalla loro area, altrimenti non lo possono fare. Eh, Un'altra modifica che è stata introdotta è quella delle dipendenze tra prodotti. Per evitare che i RAP richiedano dei prodotti senza avere diciamo, il prodotto principale, abbiamo insomma, abilitato anche questa funzionalità, così vi impedisce insomma, di sbagliare e di a chiedere un prodotto che magari non potete fare. Per esempio, le API di MyPA non li potete attivare se non avete l'area personale del cittadino. Insomma. Quindi vi troverete il tasto disabilitato e se passate sul tooltip col punto di domanda cioè, vedrete che MyPorta, l'area personale del cittadino che non risulta non attivo e quindi dovete procedere prima all'attivazione. Non è necessario che sia completato il processo di attivazione, quindi potete prima attivare l'area personale del cittadino e subito dopo chiedere anche l'integrazione con le API. Verranno gestite nell'ordine corretto da parte sempre degli uffici regionali e voi insomma fate la vostra richiesta, però insomma non può essere fatto uno senza che ci sia l'altro. Oltre alla dipendenza, anche abbiamo inserito anche la possibilità di disattivare un prodotto. Cos'è la disattivazione? Avete deciso di non utilizzare più il prodotto regionale MyPortal piuttosto che MyPay perché avete fatto scelte diverse, perché col PNRR avete finanziato degli altri prodotti
è necessario mappare la disattivazione perché in questo modo noi liberiamo spazio nei server regionali, ci c'è un processo di disattivazione, quindi voi proporrete una data, manderete la richiesta, il team del prodotto riceverà la richiesta, vi confermerà la data e vi dirà tutti i passaggi che servono per disattivare il prodotto. Non so, amministrazione trasparente, non usate più l'amministrazione trasparente della Regione del Veneto, ci sono tutta una serie di fasi di archiviazione, di consultazione dei dati, mantenimento dei dati per 5 anni, insomma ci sono una serie di criteri, quindi il processo di disattivazione fa iniziare un percorso e poi sarete seguite passo passo, riceverete via mail delle istruzioni su come procedere. Anche in questo caso, se chiedete la disattivazione di un prodotto, cioè avrete una un riquadro in fianco in cui vi diranno se quel prodotto può essere disattivato oppure se prima di disattivarlo, è necessario disattivare un prodotto precedente. Se cercate di disattivare un prodotto principale, ma ci sono collegati degli altri prodotti secondari, anche su questa cosa dovete poi prestare attenzione e verificare di seguire l'ordine corretto. Se fate la richiesta e non, diciamo, non avete, questo è un avviso, non è un, un passo obbligatorio per cui comunque l'operatore vi dirà, guardate che come c'era scritto nella notifica, dovete procedere anche alla disattivazione degli altri prodotti. Vediamo in chat, ho visto in chat, vediamo ci sono delle domande. Allora, stiamo parlando di utenti operatori di prodotto. Nel caso specie posso creare un utente editor di MyPortal 3.1. Vorrei capire il percorso per togliere e inserire operatori, dopo lo spieghiamo magari con calma, e anche sui VV Nella gestione dei prodotti non vedo i pulsanti per inserire nuovi utenti, anche se sono referente di prodotto. Non trovo le informazioni corrette, ma poi non mi risulta ancora da attivare. Ok, allora dopo ci teniamo la parte finale per rispondere a tutte le vostre domande. E, alcune risposte le trovate nel manuale utente area privata, scusate il refuso, non è area ma area privata, e la RAP, e abbiamo fatto anche una guida dell'uso specifica per il RAP. Siccome il manuale contiene tutte le funzionalità dell'area privata di MyEstanet, come eventi, progetti e gruppi di approfondimento, per i RAP abbiamo fatto una guida sintetica fatta per slide, quindi sono una decina, ventina di slide, e potete usarla insomma, quando la usate, visto che magari l'attività di RAP è parziale, viene fatta una volta o due all'anno, forse la guida vi può essere utile, insomma sono una decina di slide che adesso il collega Fortunato vi illustrerà su come è composta. Comunque noi tutti i documenti li pubblichiamo sulla MyExtranet, sul prodotto MyExtranet nella tab dove ci sono i documenti ritroverete sia il manuale che il RAP, che la guida all'uso del RAP, e la guida all'uso la metteremo anche nei documenti di questo webinar assieme alle slide che vi ho presentato e quelle che vi presenterà Fortunato. Mi lascio la parola a lui per illustrarvi su com'è composta la guida, eh, poi ci sarà un piccolo sondaggio e poi ci dedichiamo alle vostre domande che avete messo in chat. Prego, scusi, interrompo la condivisione. Prego, Fortunato. Sì, ci sono. Ecco, puoi procedere anche alla condivisione, così Fortunato Giannuzzi è il nostro collaboratore che Eccomi. risponde a tutti i ticket che aprite su richieste di MyExtranet, quindi è anche poi chi vi segue nel caso in cui avete difficoltà e non trovate alcune funzionalità. Prego, vai pure Fortunato. Sì, sì, buongiorno a tutti. Come ha detto Nicola, lavoro alla gestione applicativa. Adesso vi guido al volo a questa.
la visione di questo documento. Come vedete, ogni singolo passo è stato messo in una pagina e diciamo segue un ordine cronologico. Si parte con la presentazione della pagina della MyExnet, questa la conoscete. Qui viene descritto come accedere all'area privata e si usa questo pulsante che sta in alto a destra nella pagina. E solo per il primo accesso, quindi mettiamo il caso di un nuovo utente, verrà mostrata la pagina con i propri dati che va compilata. Qui è stata aggiunta la gestione delle informazioni della privacy. Un attimo. Ok, allora, dopo aver compilato i propri dati anagrafici, si accede alla bacheca, dove vengono mostrate le principali funzionalità. Qui si può usare il menu orizzontale oppure si possono usare i tasti visualizza tutti per vedere tutti i propri eventi, i progetti e i propri prodotti. Allora, nella propria pagina è presente la scheda del proprio ente e qui in corrispondenza della propria scheda ci sono le funzioni che si possono attivare. Tra cui c'è la richiesta di un nuovo RAP qualora si volesse attivare il ruolo di RAP su su un altro ente. La richiesta di abilitazione viene confermata dalla Regione dopo aver ricevuto la lettera firmata dal rappresentante legale dell'ente. E con questa lettera l'utente viene autorizzato a fare il RAP. Allora. Alla ricezione della lettera il RAP risulterà abilitato e se questa lettera non dovesse arrivare entro, diciamo, un periodo di tempo, la richiesta viene rifiutata, quindi risulterà non abilitato. Allora, nel caso in cui il RAP per l'ente esiste già, si può fare una nuova richiesta per sostituzione. Questa procedura è identica alla nuova richiesta per un nuovo RAP quando è la prima volta che diventa RAP. Il precedente utente RAP riceverà una mail con la notifica della sua che è stato disabilitato dal ruolo di RAP. Allora, diciamo, il RAP può anche fare la propria revoca, questo è stato spiegato poco fa, e questi, diciamo, sono i pulsanti dove si può fare la richiesta di revoca del ruolo di RAP. Allora, quando si accede nella gestione dei propri prodotti, della propria area privata, ci sono le schede di tutti gli enti e degli enti che vengono gestiti e per ogni ente c'è la propria pagina dei prodotti e qui ci sono tutti i gruppi di cui abbiamo parlato poco fa. Allora, all'interno di un gruppo, per esempio qui troviamo il gruppo dei LED, ci sono tutti i prodotti dei LED e a fianco ad ogni prodotto c'è lo stato. Come ad esempio il primo prodotto è attivo, mentre gli altri tre sono da attivare. Scusate la tosse. E qui vedete l'ultimo prodotto ha anche un messaggio ulteriore a fianco allo stato che è la richiesta in corso. Quindi c'è una richiesta di attivazione in corso. Allora, qui diciamo le richieste sono di tre tipi, si può fare l'attivazione, la modifica e la disattivazione. Nel caso di attivazione viene segnalato se è obbligatorio nominare il referente del prodotto. Invece, qualora si voglia vedere o aggiungere degli operatori, diciamo a fianco al tasto del prodotto attivato c'è il tasto visualizza
Da lì si accede all'elenco degli operatori che sono, diciamo, stati attivati per quel prodotto, assegnati, scusate, per quel prodotto. Allora, nella pagina dei prodotti vengono indicate, diciamo, le eventuali dipendenze da altri prodotti. Qui, per esempio, vediamo che questo prodotto LED, pagare canone idrico, ha due dipendenze da due prodotti, quindi occorre prima occorre procedere all'attivazione anche degli altri due prodotti per poter abilitare l'attivazione di questo prodotto LED. Allora, per quanto riguarda la disattivazione dei prodotti, anche qui troviamo il famoso messaggio che ci dà l'elenco dei prodotti da cui dipende questo prodotto, per cui la disattivazione del prodotto deve andare assieme alla disattivazione degli altri prodotti da cui dipende. Allora, per quanto riguarda l'assistenza, allora abbiamo, si può scrivere al call center della Regione Veneto. Per il prodotto MyExnet si può utilizzare questo oggetto indicando il codice dell'asset di MyExnet. Qui abbiamo riportato anche il link per poter compilare il modulo di iscrizione al MyID per creare il proprio utente digitale della Regione Veneto con cui potete fare il login. Quindi, se torniamo nella prima pagina, torno su. Nell'accesso dell'area privata, per gli utenti che hanno creato la propria identità digitale si può accedere anche con il MyID oppure si può utilizzare lo SPID e la CIE. Ecco, questi diciamo sono tutti le varie schermate di questa guida sono state fatte in modo riassuntivo con delle immagini insomma che descrivono le principali funzionalità. Grazie Fortunato. Sì. Posso poi chiudere la condivisione. Oh, sì, va. Grazie. Ok, dovrei aver preso io diciamo, la condivisione. Dovreste vedere l'ultimo questionario che vi facciamo. Ehm, Antonio Maria Anselmi ve lo presenta e Federica o Sephora lanciano intanto il questionario. Ehm, Sì, buongiorno, Antonio Anselmi Veneto, anche a supporto della direzione ICT per i progetti di transizione digitale. E mi confermate che vedete il sondaggio? Dovremmo averlo lanciato? sì, sì, si vede. Perfetto, allora procediamo con la lettura delle domande. Anche qua chiediamo una vostra opinione e una vostra risposta. La prima domanda è: tra queste nuove funzionalità, quale reputi prioritaria? La seconda è: sei interessato a contribuire allo sviluppo di MyExtranet, come ad esempio partecipare a tavoli tecnici, gruppi di approfondimento? La terza è: ritieni che il tuo ente possa aver bisogno di riutilizzare alcune delle funzionalità del software di MyExtranet? Ed ultima, cosa potrebbe essere migliorato nell'ambito della gestione dei prodotti? Tanto finché rispondono, diamo anche qualche indicazione. Allora, perché nelle domande si è anticipate alcune cose. Le deleghe delle funzioni del RAP è una funzionalità che permetterebbe al RAP di delegare delle persone, in questo caso il referente di prodotto, a portare avanti le funzioni, che adesso sono esclusive del RAP. C'era una domanda che diceva io sono referente del prodotto ma non riesco a fare
l'inserimento degli operatori, se non ho letto male, ma forse dopo ci ritorniamo. L'idea della delega del RAP è che il RAP, che magari di solito è un dirigente, insomma, approva l'avvio della procedura di attivazione e poi tutte le fasi successive, che sono anche molte volte di carattere tecnico, vengano delegate ad una persona che potrebbe essere un referente di prodotto. La seconda è molto più banale, anche più semplice da implementare, è che molte volte un operatore di MyExtranet va nel suo ente e non sa chi è il RAP, quindi magari vuol sapere chi era il RAP precedente, perché lo deve sostituire e non ha nessuna possibilità per conoscerlo. Quindi a questo momento apre un ticket e poi riceve la risposta, oppure va in cerca, insomma, nelle aree amministrative, insomma, nella documentazione amministrativa pregressa e cerca di trovare e capire chi è il RAP. Guida aiuta alla scelta di un prodotto, insomma, è più una cosa, diciamo, è immaginato perché se cominciano ad aumentare il numero di prodotti, bisogna anche scegliere e capire qual è quello più utile al proprio ente, eventualmente se ci sono delle dipendenze, cosa bisogna avere e cosa non si può avere. E quindi l'idea è anche di mettere un aiutante, diciamo, digitale che possa scegliervi nella guida, nella scelta del prodotto, anche se avete sempre Antonio, Anselmi e Sephora del team ANCI che vi possono guidare su questa cosa, anzi a breve insomma vi metteremo a disposizione anche un servizio in cui potete chiamare e chiedere insomma informazioni su quale prodotto, processo, progetto insomma è più adatto al vostro ente. La domanda 2 è legata al fatto se siete interessati a contribuire allo sviluppo, in modo che insomma se avete qualche interesse e utilizzate spesso il prodotto, vi diamo questa possibilità di partecipare a un tavolo tecnico. Un po' le modalità insomma saranno spiegate più avanti in altre occasioni. E poi insomma quello del riuso è, per esempio, potreste essere interessati a usare sia Maestranet per la gestione di vostri servizi, ma anche tutta la parte di gestione di un evento che MyPortal non ha, e invece Maestranet vi permetterebbe di gestire con le iscrizioni, il rilascio di attestati, c'è tutta una parte insomma anche di gestione dei gruppi di lavoro che potrebbe essere interessante, e quindi fare un portale tematico di collaborazione con il territorio. Quindi anche su questo, insomma, se ritenete, poi vi contatteremo. E poi, insomma, l'ultima è proprio scrivete quello che per voi è importante, e quindi cominciamo anche a raccogliere i desiderata del territorio e cerchiamo di migliorare. Terminiamo il sondaggio, penso che tutti abbiano risposto, vi condivido i risultati, quindi dovresti vedere i risultati della prima domanda. Ehm, la guida aiuto sembra quella che ha il maggior interesse. Ehm, Si è interessato a contribuire allo sviluppo, insomma, una buona parte la maggior parte ha detto di no, ma insomma un buon terzo per noi è già sufficiente, insomma, avere almeno una decina di enti sarebbe già interessante poterli coinvolgere. Eh, C'è una buona percentuale anche di riuso, naturalmente va spiegata, e quindi forse sono capire cosa si riusa, insomma, se avete anche se non avete ancora risposto, volete scrivere anche in chat quali sono le, le migliorie che ritenete opportune, potete farle. Chiudiamo anche questo sondaggio e adesso diamo spazio alle domande e alle risposte che avete scritto in chat. Scusate, interrompo la condivisione così eh, mi vedete. Allora, domande e risposte. Ehm, per migliorare la comunicazione, quando viene chiesta l'abitazione di un utente ma IP il RAP non viene a conoscenza della chiusura del ticket, ossia quando l'utente è stato abilitato, sarebbe utile venire a conoscenza della conclusione della procedura. Va bene, adesso credo che abbiamo anche aggiornato questa parte, per cui
forse non l'ho citata, me la sono anche scordata, dovrebbe arrivare una notifica nel momento in cui c'è l'abilitazione, sia all'operatore che al RAP e poi si trova anche l'elenco di tutti gli utenti attivati. Eh, la procedura di abilitazione, questa forse la trovo anche in un'altra domanda, intanto ho messo che questa qua spero di averla chiarita. Nella chat c'era, vediamo, ritorno a guardarmi tutte le domande. Allora. Provo a dare un ordine e poi ritorniamo anche su questo tema. Allora, non trovo le informazioni corrette, ma il porta 3.1 mi risulta ancora da attivare. Cioè, allora, è possibile che alcuni prodotti non siano ancora censiti perché sono partiti quando, cioè, voi avevate attivato quel prodotto quando ancora MyExtra non era pronto. E stiamo facendo una campagna di recupero delle informazioni attraverso il team di MyPortal, perché sono quasi tutti i prodotti MyPortal, LED, che sono stati attivati o col PNRR o precedentemente con Agire 2 o con altri progetti. Per cui stiamo adesso nei prossimi 2 mesi dovremo allineare tutte le informazioni e vi trovate anche i vostri prodotti. Se volete cioè stiamo seguendo un ordine, quindi forse non conviene insomma accelerare. Sarete contattati da una mail, cioè i RAP verranno contattati da una mail dal team di MyPortal, nel caso dei prodotti di MyPortal, vi avviseranno che stanno facendo questa attività, verificano che l'attivazione sia anche eh, correlata al fatto che avete fatto la, la nomina del RAP e che c'è anche l'adesione ai prodotti regionali, perché come sapete il processo di attivazione non può partire se non c'è un'adesione ai prodotti regionali, si controlla tutta la parte burocratica che sia a posto e poi l'informazione viene caricata. Nella gestione dei prodotti non vedo i pulsanti per inserire nuovi utenti anche se sono referente di prodotto. Ora bisogna essere referenti di attivazione del prodotto, quindi se avete quel ruolo dovreste avere la possibilità di aggiungere i- i- gli utenti. Casomai adesso abbiamo un po' di qualche minuto, magari Fortunato, prova a prepararti la, l'accesso nel collaudo e impersoni un wrap Sì, generale e proviamo a far vedere questa cosa se ci abbiamo un po' di tempo. Stiamo ok. parlando di utenti e operatori di prodotto. Nel caso specie, posso creare un utente editor di MyPortal 3.1? Allora, dobbiamo distinguere due cose. MyExtranet al momento eh, i RAP possono gestire la richiesta di abilitazione degli operatori. Cioè, se non lo fanno loro, diciamo, dall'applicazione, l'applicazione ha tutta una serie di funzioni. L'applicazione, per esempio, MyPortal, da MyInternet, l'amministratore del prodotto può abilitare tutti gli utenti che vuole. Però se uno non è in grado e non lo sa fare, usa la funzionalità modifica del prodotto, inserisce i nuovi operatori e la GA, diciamo la gestione applicativa, prende in carico la richiesta e li abilita. Quindi il RAP può soltanto chiedere, voglio che vengano abilitati come operatori di MyPortal N persone. Quindi non è che vengono abilitati immediatamente. Viene fatta una richiesta e la GA, il gruppo applicativo la prende in carico in persona l'amministratore di quel portale e vi abilita le persone. Naturalmente devono fare la richiesta di MyID, c'è tutto il giro, c'è tutto un percorso necessario. Quindi potete usare la funzione modifica del wrap del prodotto, modifica prodotto, potete rimuovere o aggiungere operatori, ma dovete essere wrap perché la funzione di delega, diciamo così, non è ancora attiva. Se ci fosse una funzione di delega e a, diciamo, il referente di prodotto o altri operatori,
allora avresti anche quella funzionalità. Attualmente le funzioni di modifica, di attivazione, modifica, disattivazione le può fare esclusivamente il RAP. Vale anche per ViviPass. ViviPass funziona così già da tempo. La GA tecnica di ViviPass vi abilita gli operatori. Adesso magari vediamo com'è la parte di modifica. Sono referente amministrativo operatore di un prodotto, ma non vedo pulsanti di aggiunta utente. Adesso guardiamo. Intende l'abilitatore di amministratore del prodotto. Non so questa domanda cosa significa. Adesso proviamo a condividere lo schermo, Fortunato. Sì? Condivido io? Sì, sì, condividi lo schermo. Ok. Ok. Tu sei già dentro l'area privata, quindi hai già fatto l'accesso. Andiamo sui miei prodotti. Sì, sono Sì, entrato no, come no, va utente bene, di sì, 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 app. va bene. Sì, I miei sì. prodotti, vai sui miei prodotti, gestisci i prodotti, ok. Abbiamo un prodotto attivo, ok. C'è area Andiamo in My personale del Portal, cittadino, per sì, esempio, è ok, va bene, andiamo in attivo. visualizza, vediamo se ha gli operatori. Vai, scendi, scendi. No, c'è solo disattiva prodotto perché in questo caso non è previsto l'aggiunta degli operatori sull'area del personale del cittadino. Ehm, Hai altro prodotto Sì. attivo, MyPortal o MyPay? Forse nei prodotti LED? Vabbè, ViviPass mi sembrava, ViviPass. Ok. Ok, bene. ViviPass è uno di quei prodotti dove li vedete tutti. Abbiamo introdotto, quindi potreste non vedere sempre cioè referente del prodotto lo vedete sempre. Amministratore del prodotto e operatore del prodotto li vedete soltanto se per quel prodotto è previsto. Altrimenti vuol dire che gli operatori non potete né aggiungerli, non è previsto che esistano operatori di back office. Quindi in questo caso ViviPass, ok, Sì, per poter abilitare l'aggiunta di un l'aggiunta, sotto c'è operatore il tasto bisogna... modifica prodotto attivo, quindi probabilmente Adesso l'ho non provata. l'avete visto, quindi c'era Ok, il tasto modifica, nel momento che c'è la modifica vi si aggiungono i tasti di aggiungi documento, aggiungi utente, esatto, ok? qui sotto La la funzionalità, schermata. esatto, sì, sì. Qui vediamo Operatore anche prodotto si altre aggiunge. modifiche che sono state fatte. Si può soltanto aggiungere un nuovo utente, ok? Modificare i dati solo degli utenti che avete inserito manualmente e si possono eliminare. Quindi anche questa funzionalità è nuova, non siamo entrati in tutti i dettagli, però insomma c'è anche questa novità. Quindi se dovete eliminare un utente avete il tasto elimina. Quando fate il limite e poi fate conferma, parte una notifica con l'elenco di tutte le richieste. Se l'utente è stato inserito manualmente, avete anche il tasto modifica da poter utilizzare. Ehm, Se invece dovete aggiungere un utente, usate il tasto aggiungi utente. Se vuoi cliccare Fortunato su aggiungi utente, ok? Potete cercarlo in anagrafica per codice fiscale, cosa che non facciamo adesso, oppure inserire manualmente, scegliete l'altra possibilità, ok? E in questo caso potete inserire i dati di cui avete possesso e spuntate dichiaro perché altrimenti se non dichiarate non potete fare l'inserimento. Ok? Sono tutti i dati obbligatori che dovete compilare. Poi chiude la condivisione, credo che non vedevano Ah, ok, le chiudo. cose. Il prodotto MyPortal 1.0 non c'è, ma forse poi avete risolto. Se si vogliono disattivare solo alcuni servizi abilitati di un prodotto, ad esempio alcuni servizi di pagamento in MyPay, no, per i servizi, in questo caso volete i dovuti,
singoli dovete procedere con la richiesta a MyPay, c'è un processo di modifica che non è ancora inserito in MyExtranet. Su questi processi più di dettaglio va aperto un ticket a MyPay e chiesto la modifica. Potete anche aggiungere un documento, potrebbe essere anche una strada. Adesso sto ragionando a voce alta con voi. Ehm, Probabilmente utilizzando se voi vedete nella modifica c'è la possibilità di aggiungere un documento, scrivete la richiesta e la inviate. È stata pensata per le modifiche operatori, ma comunque è possibile inserire un documento. Me lo segno perché voglio dire in ogni caso dipende dall'EGA, dal gruppo di applicativi che seguono il processo. Però mi sembra una strada che possa essere percorribile. Siamo giusti alle 10. Se avete delle altre domande, fatele pure. Speriamo di intanto che sia stato utile. Naturalmente voi siete già operatori che l'avete già usato più volte e quindi alcune cose le conoscevate già. I nuovi rap utilizzando questo video per imparare qualcosa di nuovo. Ehm, come vi abbiamo detto, lo lasciamo in condivisione. La guida che abbiamo fatto, mandateci pure dei commenti a riguardo. Potete scrivere a cluster. La mandiamo a coalizione@regione.veneto.it, che è, diciamo, la casella di posta dei rapporti con il territorio. Se voi, Sephora o Antonio, potete intanto metterla in chat così la vedono tutti e potete anche insomma dirci, guardate, secondo noi la guida del RAP dovrebbe almeno avere queste informazioni. Naturalmente la guida del RAP non spiega tutto perché c'è il manuale dell'area privata che fa queste cose, che è un altro documento che è a disposizione, che oggi non abbiamo illustrato, e quella ha proprio tutti i dettagli, i passaggi, clicca il tasto modifica, inserisci, questo è obbligatorio, cioè è un manuale classico insomma dell'uso di un software. Anche su questi documenti diteci pure se sono da integrare, mancano dei pezzi e ritenete che sia opportuno dettagliare meglio alcuni passaggi. Siete voi gli utilizzatori finali e noi solo così possiamo migliorare questa attività, altrimenti facciamo quello che ci sembra il meglio possibile, però insomma qualcosa ci sfugge sempre. Ecco, poi un'altra attività che dovremmo fare, stiamo cercando di portare avanti, è quella anche di ogni volta che facciamo delle modifiche fare una nota di rilascio e mandarvela a tutti gli utilizzatori in modo che siete subito avvisati quali sono le funzionalità, non dovete aspettare il webinar dopo 2 anni, insomma ci rendiamo conto che non è possibile una cosa così e anche non ci perdiamo alcune informazioni, come avete visto anch'io mi sono scordato alcune migliorie che noi avevo inserito nelle slide perché poi le ho viste nel momento in cui ci siamo ricapitati sopra, però sono tutte fatte per rendervi insomma, il lavoro più facile, quindi speriamo che siano utili. Antonio aveva condiviso la mail, memorizzatela, comunque è quella da cui vi arrivano anche gli inviti e altri questionari. Noi siamo sempre a disposizione. Quindi intanto ringrazio tutti della partecipazione e dell'aver compilato i nostri questionari. Ringrazio Fortunato Giannuzzi per l'illustrazione e per aver redatto insomma, una guida che secondo noi è chiara e speriamo che per voi sia così. E poi Antonio Maria Anselmi e Sephora Garbossa di Anci che ci supportano nei rapporti con il territorio e infine Federica alla regia. Tutto verrà pubblicato su MyExtra nel prima possibile. Riceverete una mail di ringraziamento quando i documenti sono pubblicati e il video è a disposizione. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima volta.
Arrivederci. Arrivederci.